Alla vigilia due squadre separate da quasi il doppio dei punti, Bacchia Cesenatico che lotta per sogni di gloria, Savignanese per salvare la pelle, 33 contro 16 punti in classifica, spesso la favola di Davide contro Golia succede nella realtà ed ecco che la Savignanese punge, vince meritatamente, recrimina per un'espulsione non concessa, spreca perfino un penalty tutto in una gara dove non si fa mancare nulla, diretta da Zaccaria della sezione di Faenza, coadiuvato da Amadori e Ciserchi, entrambi della sezione di Cesena. Con l'immagine a quella di Giacomo Alpini ci spostiamo già al secondo minuto quando Fedeli apre per Paganini che viene steso in area di rigore da Fiaschini. Zaccaria non ha dubbi, assegna il penalty senza ammonire il centrale difensivo di casa. Dal dischetto si presenta Fedeli facendosi ipnotizzare da Fabri, bravo anche nel respingere il tentativo successivo di Genghini. La replica del Bacchia, forte allarga per Bravaccini, conclusione troppo debole per impensierire Papi. La squadra di Benedetti sembra non avere idee, Fiaschini nel tentativo di farsi perdonare dalla distanza spedisce la palla direttamente sul fondo. Alla mezz'ora si sblocca il match, Paganini apre per Di Giglio, scambio che si rinnova tra i due, ma tra i dire fare c'è di mezzo la deviazione Vincenti De Paoli per lo 0-1 dello Savignanese meritato che non sorprende il pubblico presente. La squadra di Nicolini mostra maggior piglio andando a bersaglio per l'appunto con il suo numero 4. La soluzione della distanza porta nuovamente al tiro Fiaschini per i Bacchia, ma nulla da fare, squadra a riposo sullo 0-1. Nella ripresa Vitalino prova a sorprendere Papi, buona l'intenzione meno la mira. Dall'altra parte Fedeli combina con Paganini che viene stoppato così da Fiaschini quando è lanciato verso lo specchio della porta. La Savignanese recrimina per una mancata espulsione, al difensore in arrivo solo il cartellino giallo. Dalla conseguente punizione Mazzotti sfiora il raddoppio, bis che non tarda ad arrivare anche se prima De Paoli sfiora la personale doppietta cogliendo il legno superiore della porta difesa da Fabbri. La formazione di Nicolini segue le prove del gol con Genghini bravo a girarsi in area di rigore ma un doppio Fabbri tiene a galla i suoi. Infine gli ospiti pervengono al meritato raddoppio. Movimento di Di Giglio, appoggio corto per Mazzotti che allarga a sua volta dalla parte opposta con Di Giglio che segue l'azione realizzando il movimento interno con una diagonale perfetta andando a prendersi la sfera per poi gettarla alle spalle di Fabbri cogliendo impreparato quest'ultimo. Gol così ricercava ai tempi del Napoli d'Oro un certo Alessandro Rennica, nel tempo di Eni sempre parlando di Napoli, Politano oppure l'ex Dries Mertens. C'è gloria anche per Fedeli che prima sfiora la marcatura con un tiro che fa la barba al pallo, successivamente viene travolto anche lui dall'abbraccio dei compagni quando il contropiede arrivato dinanzi a Fabbri non può far altro che trafiggerlo. Monopolio savignanese, entusiasmo alle stelle, 3 punti meritatissimi, frutto di una bella prestazione. Nel finale azioni da una parte e dall'altra, Bacchia prenota la parata di Papi con questo tiro di Bravaccini, la Savignanese si divora il poker con Bullini che fa tutto bene, forse anche l'impossibile, meno la conclusione finale. Lo 0-4 sarebbe stato troppo, ma lo 0-3 è meritato.